Mercoledì 1 novembre, buonasera e ben ritrovati al notiziario di prealpina.it. Apriamo con la cronaca. I festeggiamenti di Halloween in alcuni casi sono finiti male. Questa notte a Vergiate, fuori da una discoteca, è scoppiata una rissa tra alcuni giovani che sono poi finiti al pronto soccorso. Al momento non ci sono denunciati. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Gallarate, che stanno ricostruendo la vicenda. Non è ancora chiaro quali siano i motivi della violenta lite nella quale sono rimasti coinvolti sia il gruppetto di ragazzi, pare 6, sia il buttafuori del locale. Sta di fatto che diversi di loro hanno avuto bisogno di essere appunto portati all'ospedale. A Busto Arsizio, sempre nella serata di Halloween, una ragazzina è finita in coma etilico. La minorenne è stata soccorsa dai carabinieri. È successo in piazza Garibaldi, vicino alla fontana. Sul posto sono intervenuti quindi anche gli operatori del 118, che l'hanno caricata sull'ambulanza e trasportata all'ospedale cittadino. Fortunatamente la giovane non era in pericolo di vita. Ricevute le cure del caso e avvisati i genitori, è stata dimessa. Non ci sono denunciati, non è chiaro come la ragazza si sia procurata l'alcol. Tragedia all'alba di oggi a Milano. In un doppio tamponamento avvenuto ad alta velocità in Viale Forlanini hanno perso la vita due giovani di 26 e 28 anni. Sentiamo Martelli. Due giovani hanno perso la vita nel tragico incidente stradale accaduto intorno alle 5 del mattino di oggi a Milano, in Viale Forlanini. 3 le vetture incidentate, 12 le persone a bordo rimaste coinvolte. In seguito al tamponamento, la cui dinamica è ancora da ricostruire con precisione, sono morti un ragazzo di 26 anni che si trovava alla guida di una delle vetture e uno di 24 che è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale ed è poi deceduto. Chiuso per diverse ore il viale ad alto scorrimento che porta all'aeroporto di Linate. L'accertamento della dinamica è affidato alla Polizia Municipale. L'ipotesi è che una delle auto coinvolte nello schianto procedesse ad alta velocità e abbia tamponato violentemente i veicoli che la precedevano. Passiamo alla politica. L'ex presidente della Camera Roberto Fico ieri sera a Varese ha partecipato a un incontro a Palazzo Estense sull'autonomia differenziata, tema sul quale la discussione è accesa. Vediamo il servizio, immagini dell'agenzia Blitz. L'approvazione del disegno di legge di Calderoli avrebbe un effetto devastante sul paese. Lo ha detto Roberto Fico ieri sera a Palazzo Estense, a Varese, nell'ambito di un incontro sul tema dell'autonomia differenziata organizzato dal Movimento 5 Stelle. L'autonomia differenziata, ha aggiunto l'ex presidente della Camera, è un provvedimento che si pone al di fuori del senso della Repubblica. Realizzandola avremmo un paese più povero che non fa sistema, cosa che non conviene alla nostra unità nazionale. Fico ha indicato la sanità nel nostro paese come un esempio di autonomia differenziata che non ha funzionato, sentenziando la riforma dell'articolo 5 è scellerata. Presente alla serata anche l'europarlamentare Maria Angela Danzi, che si è opposta all'idea di passare tutte le competenze alle regioni ed ha proposto una riforma degli enti locali, spiegando: mi piacerebbe che le province fossero ripensate come funzioni e potessero dare il loro apporto ai comuni, diventando centri di competenza a cui rivolgersi per tutta una serie di progetti. Questa mattina, nel capoluogo, come in ogni comune della provincia, molti si sono recati a commemorare i propri defunti. Davanti al sacrario dei caduti del cimitero di Belforte, Monsignor Luigi Panighetti ha lanciato un appello alla pace. Il servizio. La messa, presieduta questa mattina al cimitero di Belforte davanti al sacrario dei caduti dal prevosto e decano di Varese, Monsignor Luigi Panighetti, ha aperto il programma delle manifestazioni celebrative del Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Numerose le autorità presenti, tra le quali il viceprefetto Gerardo Corvatta e il sindaco Davide Gallimberti. All'omelia il prevosto, dopo aver ricordato che la solennità di ogni santi ci aiuta a fare memoria di tutti coloro che nella quotidianità hanno vissuto la fedeltà al Signore e lo hanno ricercato, ha fatto riferimento alle recenti vicende legate alla guerra che vede coinvolte Russia e Ucraina e alle tensioni tra Israele e Hamas. Prima di citare alcuni passaggi della lettera inviata il 24 ottobre scorso dal patriarca di Gerusalemme dei Latini, cardinale Pierbattista Pizzaballa, alla sua diocesi, Monsignor Panighetti ha sottolineato che tutti abbiamo il compito di ricercare la pace fondata sulla giustizia. Lutto nel mondo del basket a Varese. Questa mattina è scomparso Franco Zanetti, 73 anni, allenatore delle giovanili della Pallacanestro Varese.
Coetaneo di Dino Meneghin, era stato suo compagno di squadra nelle giovanili della Grande Ignis e della Nazionale. Poi lui è cresciuto e io sono rimasto piccolo, scherzava sull'argomento Zanetti. La sua specialità era la formazione dei ragazzi. Prima di tornare alla Pallacanestro Varese quest'anno, aveva ottenuto grandi successi con la Juniores del Bosto. Il funerale è previsto sabato alle 10 nella chiesa di San Massimiliano Colbe. Alla famiglia e alla figlia Barbara, nostra collega, vanno le condoglianze della Prealpina. La pagina sportiva. Questa sera sul sito prealpina.it verranno forniti gli aggiornamenti della cronaca, i tabellini e il risultato di 2 partite. Per l'hockey quella dei Mastini in casa contro Appiano. Per la 1 femminile di volley quella della UIBA contro l'Eurospin a Pinerolo. Ora i risultati dell'11ª giornata della Serie D di calcio. Immagini dell'agenzia Blitz. È stato un mercoledì da leoni per le formazioni del Varesotto e dell'Alto Milanese impegnate nelle partite del terzo turno infrasettimanale del campionato nazionale di dilettanti Serie D disputate oggi pomeriggio. Hanno vinto Città di Varese, Legnano, Castellanzese e Arconatese. Ha pareggiato in rimonta al 4° minuto di recupero la Varesina. E dunque nel dettaglio il Città di Varese torna a vincere piegando all'Ossola i neopromossi dell'Alba 1-0, con la 4ª rete del suo top scorer Banfi al 15° del primo tempo. Nel debutto allo Stadio Mari del nuovo allenatore Gianluca Zattarin, il Legnano dopo 5 sconfitte di fila ritrova i 3 punti piegando il Piacenza 1-0. Decide la rete del centrocampista Malagò al terzo del secondo tempo. Senza attaccanti, l'Arconatese vince e convince imponendosi sugli orobici del Villavalle 2-1, con le prime reti in maglia oro-blu, entrambe nel secondo tempo, dei centrocampisti Gentile e del difensore Del Carro. Non serve agli ospiti il gol nel finale dell'ex varese Carlo Ferrario. Nello scontro salvezza al Brera di Pero, la Castellanzese vince in trasferta col neopromosso Club Milano 1-0, grazie al guizzo di Pastore all'11° della ripresa. Impresa della Varesina di mister Marco Spilli, che strappa un punto pesantissimo sul terreno del Pro Palazzolo 1-1, con la rete del pareggio al 94° dell'estroso attaccante Orellana Cruz, dopo il vantaggio dei bresciani col bomber Bertazzoli dopo appena 8 minuti. Infine gli spettacoli. Applausi per il film Il Comandante di Edoardo De Angelis con Pierfrancesco Favino, proiettato al MIV. Ce ne parla Mario Visco. Perché i Marinai d'Italia hanno deciso di presenziare a questa prima proprio a Varese? A Varese perché a Varese abbiamo un gruppo, perché la nostra delegazione, che è quella della Lombardia Nord-Ovest, comprende anche il gruppo di Varese, e avendo già contatti con il Multisala, il MIV, nella persona del dottor Cervini, e con la Varese Nascosta, l'associazione culturale, contestualmente alla proiezione del film Comandante ci è stato chiesto di presenziare e l'abbiamo fatto volentieri, perché questo per noi significa acquisire visibilità. Siamo dell'organizzazione di manifestazioni, eventi e quant'altro, ma anche di iniziative a carattere sociale. Quindi poco tempo fa abbiamo accompagnato dei ragazzi con disabilità sul brigantino più grande del mondo, che è Nave Italia della Marina Militare Italiana. Questi ragazzi non sono risultati solo spettatori, ma hanno partecipato attivamente alla vita di bordo, insieme all'equipaggio. Vi lascio immaginare il loro entusiasmo e il nostro coinvolgimento emotivo. Ecco. Per il momento è tutto, un augurio di serena serata e arrivederci alle 19 di domani per una nuova edizione del notiziario di prealpina.it.